Rieccoci nuovamente in studio con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. La soprintendenza ha annunciato lo stop alla deroga sugli ombrelloni in piazza San Marco, una decisione che preoccupa gli esercenti non tanto per il momento attuale, visto che la quasi totalità delle attività della piazza ora sono chiuse, quanto per i primi mesi del 2021, quando si spera possa iniziare la ripresa. La sovrintendenza chiude gli ombrelloni in piazza San Marco a Venezia. La concessione di una deroga, data lo scorso mese di giugno, aveva solo una ragione dettata dall'emergenza sanitaria. Perciò, quando i caffè della piazza torneranno operativi, non potranno aprire gli ombrelloni. La sovrintendenza lo ha ribadito in un recente incontro, al quale ha preso parte anche il nuovo assessore comunale al commercio, Sebastiano Costalonga. L'appello del direttore della EP di Venezia, Ernesto Pancin. Venezia sta vivendo un momento drammatico sociale e soprattutto economico. Le imprese del centro storico sono in difficoltà e hanno bisogno di aiuti di ogni tipo. Il turismo che abbiamo conosciuto non tornerà più e nemmeno l'economia. Secondo l'Associazione Veneziana dei Pubblici Esercizi, anche la possibilità di aprire gli ombrelloni in piazza San Marco può essere un sostegno a ripartire dopo la seconda ondata del Covid, per attrarre in sicurezza un maggior numero di clienti. Da sempre, infatti, la direttiva di non poter aprire gli ombrelloni per una questione paesaggistica nella piazza più bella del mondo fa discutere. E alcune opportunità consentite in questo periodo del Covid, di questa epidemia gravissima, come gli ombrelloni in piazza San Marco, chiediamo, speriamo, possano restare, perché sono un aiuto alle nostre imprese che è determinante per il loro futuro. Il gioco dell'oca diventa virtuale, trasformandosi in uno strumento per insegnare ai più piccolini quali sono i corretti comportamenti da seguire e quali da evitare ai fine di contenere il diffondersi del contagio da coronavirus. Si chiama Gioco Impara ed è un progetto proposto dalla Direzione Prevenzione e Sicurezza Alimentare e Veterinaria della Regione. Tra le 62 caselle ci sono alcuni dei 1000 disegni che bambini veneti hanno donato al presidente Zaia durante il lockdown della scorsa primavera. Protagonisti del progetto sono i mini cuccioli, alcuni che spiegano attraverso il gioco non solo come prevenire il Covid, ma anche quali corretti stili di vita adottare per vivere bene e più a lungo. Il gioco è online sul sito della Regione del Veneto nella sezione dedicata alla prevenzione. Due passi in via San Gregorio Armeno a Napoli, la via dei presepi, famosa e conosciuta in tutto il mondo per l'arte dei maestri napoletani, possono portare a scoprire piccole o grandi curiosità. Così tra Gesù Bambino e la riproduzione di Maradona è spuntata pure la statuetta del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. La foto, inviata da un amico napoletano al consigliere comunale di Venezia con delega ai rapporti con i cittadini, Paolino Danna, è diventata subito virale, scatenando commenti e messaggi. Ed ora la nostra rubrica, il tuo presepe. Stanno arrivando in redazione già molti video delle vostre creazioni in casa che manderemo in onda già dai prossimi giorni. Un appuntamento quest'anno inevitabilmente particolare. Il Covid ci impedisce di venire nelle vostre case, allora sarete voi a trasformarvi in speciali reporter. Manderemo in onda i video che ci invierete su WhatsApp al numero 351 1755 340. Ci raccomandiamo che i filmati siano della durata di almeno 20 secondi e le riprese fatte in orizzontale. Potete anche registrare i vostri auguri e la descrizione del vostro presepe. E questa era l'ultima notizia per questo telegiornale di Venezia. Io vi lascio ovviamente alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Bentrovati
Bentrovati al meteo. Come annunciata, la neve ha fatto capolino in diverse località del nostro territorio, in qualche occasione anche spolverandole di bianco. Nella giornata di giovedì 3 dicembre, temporaneo miglioramento del tempo. Nel dettaglio, sul Veneto il cielo risulterà molto nuvoloso fino a parte della mattinata, precipitazioni diffuse con neve inizialmente fino ai fondovalle, intorno ai 600-800 metri, in seguito in pianura tendenza ad esaurimento dei fenomeni con nuvolosità anche meno compatta e con la comparsa di qualche schiarita. Temperature minime intorno allo 0 o di poco sopra, valori massimi invece tra i 4 e i 7 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui il cielo risulterà molto nuvoloso o coperto con deboli piogge, più asciutto invece entro sera. Temperature minime tra 2 e 4 gradi, massime sui 5-6 all'incirca. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, locali piogge al mattino sulle Dolomiti, deboli nevicate fino al pomeriggio, più asciutto in serata. Temperature minime intorno allo 0, massime sui 6 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.